Siamo con Walter Cesarone e Marco Stefani per presentare l'edizione del Continentale 2021. Cedo subito la parola a Walter Cesarone, che è responsabile dell'ufficio tecnico tipo Gruppo Cesenate. Walter, come sempre andiamo in pista, partiamo dall'evento clou, che è ovviamente il Gran Premio Continentale, e poi ovviamente ti chiedo una presentazione tecnica dell'intera corsa, dell'intera giornata. Sì, il Continentale 2021 si presenta come una delle edizioni più interessanti, quantomeno dell'ultimo lustro, un po' per la presenza di questo cavallo francese che ci è stato presentato come uno dei migliori della sua generazione, addirittura a 3 anni sembrava dovesse essere il leader di questa generazione 2017 ricca di campioni in territorio transalpino, ma noi dal punto di vista nazionalistico il tricolore presenta alcuni dei suoi soggetti migliori. Direi che il gota della generazione è presente in pista, a cominciare da Bepi B, che si è ben disimpegnato durante la sua direi eccellente campagna svedese e poi è tornato vincendo a Follonica, ancora in ritardo di condizione che secondo me sarà stata rifinita e che potrebbe farne uno dei favoriti della corsa. Black Flash Bar, poi chiederò conferma a Marco Stefani, che sicuramente incontrando questi cavalli o comunque vedendoli correre con un occhio più tecnico rispetto al mio potrà dire qualcosa di più specifico. Black Flash Bar è sicuramente la giumenta più forte di questa generazione, un po' quello che è stato Bepi B per i maschi, lei sicuramente lo è per le femmine e ha incontrato i maschi e spesse volte li ha anche battuti. Poi Bon Jovi MMG, perché è un soggetto per tutte le stagioni, un soggetto per tutte le piste e per tutte le distanze, direi che è completo. È un soggetto che è stato mantenuto in perfette condizioni dal team diciamo tra Dario Battistini, Giampaolo Minucci, e sono direi un cavallo che sa fare tutto. Oggi nello specifico non è certamente aiutato, nonostante il 4 non sia un brutto numero, però dovrà davvero dar fondo a tutte le sue doti atletiche per poter trovare quantomeno reperire la corda. Per gli altri è molto più difficile, perché i migliori sono chiaramente tutti in prima fila, perché lo consente ed è uno dei dogmi dal punto di vista regolamentare, cioè che i migliori estraggono i numeri dall'1 al 6, i migliori di una classifica parametrata con due diciamo così, parametri ben precisi, sono quelli delle vincite in carriera, della miglior moneta nel semestre. Per quanto riguarda invece gli altri avversari, qui c'è il guidatore del soggetto che potrebbe aspirare con diritto al podio, un soggetto anch'esso completo che è parzialmente della medesima scuderia di BPB. Il team è un team importante perché è di proprietà appunto della scuderia Biasuzzi e della scuderia Pink e Black, che vuol dire i fratelli Miecichè, che per gli ippici vuol dire la proprietà per esempio di Vitruvio, e direi che è un soggetto che dopo appunto aver corso con grande profitto in Scandinavia, Svezia e con qualche digressione norvegese, direi che è uno dei soggetti che si candida per il podio. Le corse di contorno non sono tali, cioè sono delle corse che altrimenti avrebbero una declinazione ben diversa se fossero prese singolarmente. Parlo per esempio del Criterium Emiliano, che storicamente si correva il 4 ottobre, ma per motivi di calendario è stato anticipato alla giornata odierna, e presenta alcuni dei soggetti tra i 2 anni che si sono maggiormente distinti in questo primo scorcio di carriera, e poi il Memorial Gasparetto, che pare avere nei soggetti guidati da Alessandro Gocciadolo, Verdon VF e Amor Nero Rock, i favoriti quantomeno delle 2 batterie e poi di una finale alla quale accederanno i primi 4 delle 2 batterie, prima e seconda corsa del convegno. Si chiuderà con un handicap sui 3 giri di pista. Questa è una corsa davvero diciamo intricata dal punto di vista tattico. Alcuni dei soggetti che sono diciamo disimpegnati con successo durante la stagione estiva, Zico tra tutti. Poi c'è una novità, c'è un cavallo che è al suo esordio italiano, che è Dancelli, che è il nome di un ciclista italiano, ma che è un soggetto norvegese con carriera in Scandinavia, ma anche con dei risalti positivi in territorio francese. Bene, grazie a Walter Cesarone. Adesso parliamo con Marco Stefani, ricordiamo uno dei protagonisti di questa edizione del Gran Premio Continentale. Ti ha anticipato Walter, però parliamo di te. Tra l'altro, se non ricordo male, è la prima volta che partecipi al Continentale, quindi ti chiedo come la stai vivendo e ovviamente un commento tecnico sulla corsa. Penso sia una corsa molto bella da vedere, tanto complicata da guidare. C'è una prima fila di cavalli partitori, di cavalli che hanno dimostrato di andare fortissimo,
e altrettanto una seconda fila di cavalli che vanno forte, sì, ma saranno molto legati allo schema, molto legati alla pista piccola. Penso 2 o 3 soggetti così, penso vogliano provare un po' a risolvere la corsa a partire, sicuramente, e sono capaci di farlo, quindi sarà una corsa da vedere un po' lì, faccio fatica a dirtelo prima, sarà una corsa da correre più che altro. Ma molto bella da vedere, credo, come tutto il convegno, un convegno riuscito benissimo, delle corse belle, proprio secondo me belle anche sullo svolgimento, belle per i concorrenti, belle per i guidatori, un bel convegno secondo me. Bene, ringrazio Marco Stefani, ovviamente l'appuntamento è per domenica con il Gran Premio Continentale.